Assessore Canere, cambiamo discorso, parliamo di agricoltura. Lei è il coordinatore della Sì, Commissione Politiche Agricole e della Conferenza delle Regioni. Facciamo il punto, in che stato è l'agricoltura veneta, che futuro ha e anche alla luce poi della guerra in Ucraina, perché effettivamente ci sono un sacco di problematiche e di aumenti di costi di tutte le energie, i consumi. Che cosa succede? Anche perché poi andranno a incidere sulle vendite, sugli acquisti e sui consumatori finali e anche sulla capacità di essere concorrenti sul territorio certo. a livello nazionale e internazionale. Certo, ovviamente anche dal punto di vista agricolo ciò che sta accadendo in Ucraina ci mette in difficoltà non solo come Veneto, ma paese. Insomma, ricordo che le esportazioni in Russia e in Ucraina valevano 1,5 miliardi di euro. Caspita, non poco. Eh sì, per noi come Regione Veneto parliamo come minimo di 200-300 milioni di euro, quindi solo di esportazioni. Poi abbiamo anche tutto il tema legato alle importazioni, non tanto dalla Russia, ma in particolare dall'Ucraina, per le materie prime. Penso anche all'acquisto dei mangimi, che è già raddoppiato e quindi sta mettendo in difficoltà, per esempio, i nostri allevamenti. Questo è un problema non di poco conto. Pensiamo anche alle materie prime legate, sappiamo che l'Ucraina è il granaio d'Europa e quindi pensiamo anche all'aumento del valore della pasta, per esempio. Quindi, come diceva lei, questo poi rischia di andare a finire nel consumatore Sì, sì, sì. finale e quindi Aggravare, avere degli certo, sì. incrementi da questo punto di vista. Io in particolare sono preoccupato, al di là degli aumenti dei costi che tutti i cittadini avranno, veneti e italiani, ma sono preoccupato per le aziende agricole venete, per le aziende anche meccaniche che esportavano molto in Russia e in Ucraina, anche macchine lavoratrici della terra, per esempio, di movimentazione a terra. Ecco, su questo noi eravamo leader e questo sicuramente lo stiamo già pagando e probabilmente lo pagheremo nei prossimi anni. E poi c'è, per quanto riguarda le aziende agricole, il problema dell'aumento del costo dell'energia. Ecco, questo è un tema che per la verità diciamo, coinvolge tutte le aziende, ma per il mondo agricolo noi abbiamo già più 130% di costi legati all'energia, un più Sì. 50% sui mangimi. Insomma, se andiamo a mettere conto di tutte queste cose, guardi, le faccio un esempio. Soltanto un mese fa, quindi senza tener conto di ciò che sta accadendo adesso, noi avevamo il costo del latte che era a 0,46 centesimi il litro, lo si vendeva a 0,40, quindi noi Cioè, eravamo sotto costo di 6 centesimi. Come fa un'azienda agricola a vivere in queste condizioni? Cioè un allevamento è che impossibile, è impossibile. Che si vivono stanno poi già chiudendo. di microeconomie. Esatto, esatto. Quindi si stanno di fatto chiudendo gli allevamenti e questo era il prezzo di Ismea fissato di un mese fa. Quindi oggi sicuramente è già aumentato per effetto di costi energetici. Ecco che noi abbiamo chiesto al ministro di intervenire da questo punto di vista, non solo aiutando tutte le aziende in difficoltà, ma in particolare le piccole e medie aziende tramite il PNRR, aiutare per esempio a dare investimenti per fare centrali di biogas, per Certo. mettere i pannelli fotovoltaici sui tetti, sui capannoni, sulle stalle, sui tetti delle stalle, in maniera tale da aiutare l'etica, perché di questo passo il costo dell'energia Certo. metterà in ginocchio tutti. Sì, certo che comunque l'agricoltura è sempre tenuta da conto da questo paese, dall'Europa, come l'ultima ruota del carro, quando in realtà è fondamentale. Un vero peccato. Il Certo, comparto è sempre lasciato un po' in secondo piano. certo. Assessore Canero.